Si è svolta stamani presso l'ex collegio dei Filippini in via Atenea la conferenza stampa del comune alla presenza del sindaco Firetto, dell'assessore Ramo Battaglia e dell'ente Parco Valle dei Templi, alla presenza del RUP architetto Bernardo, relativa alla viabilità e a tutte le altre novità dell'edizione 2019 del Mandorlo in Fiore. Iniziamo questa mattinata con il presentare il nuovo sviluppo della Kermesse dal punto di vista della presenza sulle strade e quindi la domenica il circuito che seguiranno i gruppi in occasione non solo del mercoledì con la fiaccolata che non vedrà modifiche rispetto al passato, vedranno modifiche invece lo sviluppo per quanto riguarda la domenica. Ci sono alcune iniziative di logistica che serviranno a creare, speriamo, minori disagi ai nostri concittadini. Ci sarà un'isola pedonale sostanziale che vedrà la possibilità di utilizzare delle navette e quindi lasciare le auto in determinati punti periferici della città, consentendosi l'ingresso con delle navette veloci e in una quantità che stimiamo adeguata rispetto all'imponente flusso che stimiamo di avere. Per questa volta anche mettiamo una pezza ai problemi di altre annate, per esempio i bagni chimici, oppure dal punto di vista della viabilità soprattutto in ingresso. Credo che alcune delle soluzioni che sono state messe in piedi dall'amministrazione comunale, dalla polizia stradale, dal comando della polizia locale possono in qualche modo consentire, pur nella condizione di difficoltà in cui versa in questo momento la città, il viadotto Acragas chiuso, le difficoltà ad arrivare ad Agrigento via 189 e via SS 640, però all'interno della città un piano di viabilità che finalmente può dirsi adeguato. Poi adesso i fatti si incaricheranno di dire se sarà stato efficiente oppure no. La prima preoccupazione che tentiamo di evitare, noi l'anno scorso fino agli ultimi minuti dello spettacolo finale della domenica eravamo a rischio di non celebrarlo per la quantità di persone che erano presenti sulla via Sacra e in valle. Quest'anno attraverso il sito e attraverso la prenotazione online si stabilisce di stoppare a 10.000 massimo il numero degli ingressi nella Valle dei Templi. Questo per fare in modo che si possa avere una manifestazione che si svolga in assoluta sicurezza. Tutta la macchina organizzativa dovremmo chiuderla venerdì mezzogiorno con l'affidamento di tutta l'organizzazione da un punto di vista tecnico legata alla circolare del 18 luglio 2018, quindi sicurezza e giù di lì. Mentre per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, oltre a avere le sfilate all'interno della città, abbiamo quest'anno la novità che i patrimoni si esibiranno all'interno della città la notte e quindi saranno liberi di fare spettacolo all'interno del territorio, piazze, vie, con la speranza che i negozi possano aprire, quindi qualche pub possa adottare un patrimonio in modo tale che questi faranno una performance completamente libera sul territorio della città di Agrigento. C'è una novità anche per la sfilata, ho saputo. Sì, problemi, ripeto, come ho detto ai vostri colleghi, quest'anno per problemi organizzativi legati a sicurezza principalmente, ma un altro aspetto da non sottovalutare è che quando arrivano gli ospiti per vedere la sfilata ad Agrigento, di questa sfilata loro vedevano passare i gruppi. Invece noi abbiamo pensato, uno per questioni organizzative, due per permettere ai gruppi delle performance in modo tale che il turista che viene vede l'attività del singolo gruppo, lungo questo tragitto che va dalla posta Cinema Astor sino al Viale della Vittoria, quindi tutto transennato, lato destro e lato sinistro. All'interno di questo territorio, di questo brano di via, nessuno può entrare, cos'è che è successo l'anno scorso su via Atenea, quindi abbiamo avuto momenti di panico perché le persone si sono messe tra gruppi, cavalli, carrette, eccetera, eccetera. Quest'anno questa cosa non succederà perché sarà tutto transennato e i patrimoni faranno delle performance in modo tale che le persone che arrivano vedranno gli spettacoli. Per la fiaccolata invece? E rimane tutto così come, classico, sfiaccolata.